Non abbiamo più le certezze di una volta, cioè delle cose che per noi erano assolutamente fondamentali per le quali non si transigeva. Per esempio si dice, si è sempre detto che i giorni della merla, il 29, 30 e 31 di gennaio, sono i giorni più freddi dell'anno. In realtà quasi c'era qualcuno che magari andava a fare la passeggiata in spiaggia, magari l'avventuroso poteva anche bagnarsi i piedi, non ci sono più le mezze stagioni. I modi di dire ormai veramente stanno perdendo anche il loro significato e dobbiamo aggiornarci e modificare quelli che erano i pensieri nostri e dei nostri genitori con quelle che sono le nuove situazioni anche purtroppo climatiche. Però c'è una novità importante tra le tante cose incerte che dice il presidente americano, che vorrebbe anche lui in questo caso firmare un nuovo accordo sull'ambiente per far sì che la terra sia più preservata. Però poi dall'altro dice che vuole aumentare il suo arsenale nucleare per essere di deterrente alla Corea del Nord che vuole armarsi. Insomma, dobbiamo tenerci forte perché il prosieguo della nostra vita è sempre un po' incerto. La cosa certa invece è che anche questa volta voi siete su Televideo Agrigento, lo vedete dalla nostra inquadratura, lo scenario di Target anche per questa settimana è con voi, il salotto, l'appuntamento settimanale che sull'LCN 92 del digitale terrestre si irradia in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale e poi naturalmente sul sito di Televideo Agrigento, www.televideoagrigento.tv, viene trasmesso in tutto il mondo. Abbiamo anche una finestra, un link dedicata dove voi potete rivedere non solo questa ma anche le altre puntate che poi man mano vengono caricate nel nostro archivio. Mercoledì in prima serata e negli appuntamenti in prosieguo per la settimana, per raccontarvi questa settimana alcuni aspetti importanti della nostra società come costume di Target, parleremo di cose che interessano il consumatore, cose che interessano i cittadini, parleremo di scrittura, di cultura, naturalmente anche l'ospite musicale, insomma tante belle occasioni per sperare di farvi passare un'oretta con degli argomenti che vi possono interessare. Allora passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra, lui è Giuseppe Di Miceli ed è il rappresentante di Consumer Sicilia. Buonasera. Proseguiamo con Angelo Marongiu, un nome storico del CAV, Centro Aiuto alla Vita, attualmente è il vicepresidente. Buonasera. Accanto a lui la presidente Daniela Piazza. Buonasera. Gradito ritorno del professore scrittore Enzo Randazzo, con lui parleremo del suo caleidoscopio e non solo. Buonasera. Dicevamo cose che interessano i comuni cittadini e consumatori, oltre che al Consumer Sicilia. C'è l'avvocato Guido Gueli con il quale approfondiremo alcune problematiche legate soprattutto alla data presunta o certa di consegna di raccomandate. E poi la nostra ospite musicale direttamente da Ravanusa, la bella e brava Anna Avanzato. Allora, dicevamo presidente, vicepresidente, ecco, Marongiu, questa grande importante attività del vostro settore, questi volontari che aiutano alla vita ormai da quanto tempo? È dal 2000 che noi siamo nati, è dal 2000 che prestiamo attività. L'altro giorno, proprio parlando con il mio presidente, elaboravo la statistica proprio per fare il verso a quello che diceva lei. Effettivamente i tempi, non solo il clima, i tempi sono cambiati, sono mutati. Diciamo che la nostra attività di volontariato, è bene specificare che è volontariato, si rivolge a quelle donne in difficoltà che hanno una difficoltà ad accettare il figlio e
Questa è, lasciatemelo dire, è la follia della legge 194 che dal lontano 1978 consente alla donna di rifiutare il figlio. Presidente, qual è la causa principale di questo rifiuto? Una situazione economica, una situazione familiare, un figlio non desiderato? Appunto, il nostro centro è un onlus a servizio della vita, una maternità difficile e indesiderata. Difficile appunto perché sono delle mamme che in quel momento non avevano pensato ad una maternità, e quindi quel figlio che arriva improvvisamente in una famiglia soprattutto disagiata economicamente, che non è comunque la causa principale, il problema è una cultura, manca una cultura per la vita. Ma voi ci riuscite a salvarli, insomma? Quasi sempre. Diceva Marongio dei numeri, Sì. sono in Sì. lievitazione, Il 3 febbraio appunto è il nostro 18° anno di volontariato. Il 3 febbraio del 2000 inauguravamo il CAV ad Agrigento e aprivamo questo centro con tantissime difficoltà sul territorio, tantissima diffidenza ad Agrigento. Però con la testardaggine dei volontari appunto si è potuto fare questo. Parleremo di questo diventare maggiorenni del Carvi nel prosieguo, Sì. e in quello che è stato, insomma, questo percorso, e come diceva anche Marongio, dei numeri che vi danno ragione. Professore Randazzo, questo caleidoscopio va a ruba e prende anche tanti premi. Proprio oggi è stato presentato in una scuola a Favara. Evidentemente il tuo romanzo è interessante. È un romanzo che ho scritto col pensiero rivolto ai giovani, quindi laddove le scuole, gli studenti mi chiedono di incontrarli, lo faccio volentieri, insomma, ecco. Ma io credo anche che gli stessi premi letterari abbiano una loro validità, perché sono occasioni di incontro con altri scrittori, con altre realtà culturali, e sono anche uno stimolo e una verifica di quello che tu hai fatto, che hai scritto in qualche modo. Perché il titolo Caleidoscopio? Perché c'è una visione non unilaterale delle cose, perché i problemi sono visti in modo speculare a secondo dell'angolazione in cui li stiamo guardando, perché senza sfociare nel relativismo più assoluto c'è un grande rispetto delle opinioni, c'è un grande rispetto di questa varietà di punti di vista. Ne parliamo sicuramente, anche perché so che anche in Toscana hai avuto dei buoni, ne parliamo dopo. Sì. Avvocato Gueli, dicevamo che le raccomandate non sono raccomandate, nel senso che non sono certificate. So che hai fatto proprio una battaglia per avere una certificazione autentica e sicura di quando questa raccomandata ci viene consegnata, o comunque Sì. di quando è partita, di quando è arrivata. Allora sì, la raccomandata è sempre raccomandata, la posta raccomandata esiste ancora. Quello che pare essere cambiato e che crea numerosi problemi ai cittadini è il problema della data in cui viene consegnata una raccomandata. Cioè noi eravamo sempre abituati, arrivava il portalettere, ci consegnava la raccomandata, sulla busta era indicata la data in cui veniva consegnata. Certo, il famoso bollo, Il bollo. in gergo tecnico si chiama Guller, me lo ricordo. Perché... chiamiamolo timbro, Timbro, ecco, mettiamo timbro. che attesta con certezza la data in cui viene consegnata la raccomandata. Da un po' di tempo a questa parte questo non avviene più e questo crea dei problemi. Perché crea dei problemi? E perché ci sono delle scadenze, credo, no? Perché appunto Delle date da rispettare. vengono notificati tramite posta raccomandata anche degli atti tributari, per esempio. Il problema è esploso a dicembre relativamente a degli avvisi di accertamento, quindi degli atti tributari, i quali devono essere impugnati entro un termine perentorio di 60 giorni nel nostro caso, termine perentorio che decorre dalla data in cui è stata ricevuta la raccomandata. Problema nel problema: chi ricorre alla commissione tributaria, che parliamo di atti tributari in questo caso, impugnando quest'atto, deve dare lui la prova che il ricorso è tempestivo. Cioè io, avvocato, che faccio il ricorso, che impugno l'avviso di accertamento, devo dimostrare che ho notificato quel ricorso
entro il termine di 60 giorni da quando il mio assistito lo ha ricevuto. Mannaggia queste... la colpa è sempre del cittadino poi, perché è quello che si deve giustificare, quello che deve correre, è quello che deve fare tanto. Approfondiremo questo argomento, già lo conosciamo da diverso tempo, gradito ospite anche in altre occasioni, Giuseppe Di Miceli di Consumer Sicilia. Mannaggia questi utenti allora... La colpa è sempre loro, Giuseppe? No, assolutamente, anzi... La statistica che dice? La Che statistica i ricorsi dice- si vincono? La statistica dice che i ricorsi si vincevano. Ah, si vince. Si vincevano perché anche queste alchimie, definiamole così, che diceva il collega Welly, sono state create ad arte da, chiamiamolo uno Stato, che ha preso le bastonate che meritava per le proprie inadempienze su quelle che erano le notifiche. E scommetto che ha cambiato le regole. Lo deve fare. Diciamo che le ha livellate, le ha un po' sistemate, chiedo conferma sotto questo aspetto, però il problema qual è? Che la difesa del cittadino, ma non la difesa personale del cittadino, attenzione, me ne guarderei bene, però di quelle che sono le situazioni contingenti al cittadino, diventa sempre più difficile. Anche perché ci sono delle regole che sia il cittadino utente deve rispettare, ma anche lo Stato lo deve fare altrettanto. Esattamente. E Non può essere una cosa unilaterale. Mi pare ovvio. È solo questo quello che le associazioni oggi chiedono. Lo chiedono con forza e chiedono quella pax sociale, quella pace sociale che dovrebbe essere innata in uno Stato, nelle proprie leggi e nei propri regolamenti. Però cosa accade? Oggi abbiamo gli enti locali che devono fare cassa perché chi è già in dissesto deve recuperare il dissesto. Chi non lo è vuole evitare che ci vada e allora Deve mettere dei numeri in bilancio, nascono, anche se non sono poi così proprio precisi. E reali, lo aggiungo io perché reali, capisco prego. la tua posizione giornalistica. Io con uno spirito più critico ti dico che molti numeri non sono reali e spesso e volentieri si scopre che chi è deputato al controllo lo denuncia che questi numeri non sono reali. Da lì escono fuori le furberie, che poi sai chi le paga queste furberie? Sempre il cittadino. La rabbia che abbiamo noi è proprio questo, perché di fatto con un intervento della Corte dei Conti, quel funzionario o quell'amministratore che ha dato determinate indicazioni, se ha sbagliato è giusto che paghi. Non possiamo continuare ad oggi ancora a piangerci addosso. Dobbiamo puntare il dito nei confronti di chi è responsabile di questa situazione e lo stesso non dovrà continuare ad avere quella responsabilità. Ma se è il caso, se Giuseppe Di Miceli oggi è responsabile di Consumer ma non sa tutelare il cittadino, Certo. la mia organizzazione mi rimuove dal mio incarico mi sembra giusto. e mi passa ad altre mansioni. Parleremo Io non capisco ancora di perché non qualcosa parlo di nelle altre parti. più preciso. So che anche voi avete dato la vostra adesione, avete partecipato alla manifestazione per il problema dell'acqua, l'ennesimo problema E lì siamo alla dell'acqua pace sociale. a Favara e ad altro. Solo un saluto e una conoscenza per Anna Avanzato, eccola lì, prendi il microfono Anna, ciao, detto che tu sei di Ravanusa, quanti anni hai? Quasi 12 anni. Vai a scuola naturalmente? Sì, in prima Dove? media da Alessandro Manzoni. Seconda media? Prima media. Prima media. Già insomma siamo dopo Natale, quindi il quadrimestre è passato. Che dicono i professori? Tutto bene. E tu invece dici che tutto bene uguale? Sì. Meglio così. Quindi prima media, naturalmente un percorso scolastico normale, ma c'è un percorso che cammina di pari passo, ovvero la scuola per canto. cantare meglio. Quando hai iniziato a cantare tu, Anna? 3 anni e mezzo fa. Sì? Cos'è? Hai scoperto di avere una bella voce o prima canticchiavi sempre, un po' no? No, Sì. prima un po' canticchiavo sempre. Poi ho deciso di dire ai miei genitori che mi piaceva cantare. Quindi volevi perfezionare Sì. questa dote naturale. Bene, ti conosceremo ancora meglio più tardi. Ritorniamo al CAV, allora. Dicevamo questi numeri che vi danno ragione, Angelo Marongio, sono Sì. in crescendo? Allora, non direi sono in crescendo, perché nella statistica che ho elaborato e che ho fatto vedere al mio Presidente
Dal 2000, posso parlare per quello che attiene alla provincia di Agrigento, c'è stato un crescendo di numero di aborti che ha toccato l'apice intorno al 2012-2013 con circa 150 aborti in un anno. Dopodiché c'è stato un decremento che è un falso decremento. Il numero di aborti è enormemente sceso, aborti legali, quelli ufficializzati, mentre sono aumentati di gran lunga il numero di aborti cosiddetti clandestini, l'aborto fai da te, quella della pillola del giorno dopo. E allora È considerato anche questo un aborto? Certamente. Quando la cellula uovo si unisce alla cellula spermatica e si unisce, in quel preciso istante nasce una vita. Quindi c'è l'annientamento a livello dell'utero e quindi poi la progressiva crescita del feto e che poi diventerà un pargoletto, un nostro bambino. No, non lo dicevo dal punto di vista vostro, dal punto di vista normativo, ecco. In questo caso la pillola del giorno dopo uno non lo sa se in realtà c'è o meno la gravidanza. Sì, no? esiste il dubbio, ma spesso e volentieri, oltre che la pillola del giorno dopo, dove le do sicuramente ragione, esiste anche l'altra pillola RU486 che si può pigliare anche dopo, quindi con la certezza di essere incinte già, capito? Quindi esiste questo problema e quindi il numero di degli aborti clandestini è aumentato e è andato a pareggiare quello che mancava. Se nel 2012 avevamo 150 aborti, io l'altro giorno dicevo alla mia Presidente siamo attestati intorno a 59-60, quindi dice meraviglia, le persone si rendono conto, è vero, adesso c'è una maggiore coscienza, però nel contempo io vado a girare tutte le farmacie, ho alcuni amici farmacisti i quali mi dicono tu non hai idea di quante pillole abortive io vendo. Presidente. È una cosa terrificante. Sì, Presidente Daniela Piazza, dicevamo la vostra azione è un'azione mirata di persone che si rivolgono a voi o c'è anche il fatto che voi siete a conoscenza di alcune situazioni e allora magari andate un po' a offrire il vostro servizio? Sì, è un po' e un po'. Allora, diciamo che appunto il nostro centro, le donne che arrivano da noi sono donne che si recano direttamente appunto nel nostro centro, mandate da chi? Per conoscenza, tramite le pubblicità, il consultorio dà una grossa mano e quindi coloro che vanno direttamente a voler praticare l'IVG, adesso viene chiamata interruzione volontaria di gravidanza, vengono appunto mandate da noi, dove trovano sicuramente un'accoglienza. Queste donne, appunto parlavamo poc'anzi di povertà, ma la maggiore povertà, quella che hanno loro dentro, è una povertà spirituale. La povertà appunto del secolo nostro è quella che appunto fa sì che prevalga la cultura della morte e non la cultura della vita. Noi appunto oltre che salvare la vita il nostro slogan è quello di essere popolo per la vita, un popolo dove appunto accogliamo questa donna dentro il nostro centro. Non ha bisogno di tanto certe volte, ha bisogno semplicemente di essere aiutata, consigliata, amata, perché questa donna arriva veramente svuotata completamente, ha questo bambino ma spesso non ha un uomo accanto, questo papà che noi chiamiamo il papà del bambino spesso è assente e latitante. E il CAV diventa la sua famiglia allora, Maronci? Certamente, noi abbiamo in questi circa 18 anni abbiamo delle nostre vecchie assistite che ci vengono a trovare volentieri, che tornano spesso da noi. È importantissimo il rapporto umano è fondamentale, guardarle negli occhi, offrire la cosiddetta spalla per poter piangere, ma esserci a 360 gradi, perché il nostro aiuto, come ha ben detto Daniela, non si limita solo all'aspetto pecuniario, del banco alimentare, dei vestitini, eccetera, è a 360 gradi. Il CAV di Agrigento ha una psicologa, ha un medico come volontario, ha tutti quegli strumenti necessari per poter supportare questa donna,
Ecco perché è importante, mi permetto di ricordarglielo, domenica prossima, la 40ª giornata per la vita che noi siamo venuti qua a promuovere. E la promuoveremo sicuramente, parleremo di quello che avete programmato per questa giornata. Ritorno a Enzo Randazzo, come dicevo stamattina hai incontrato gli studenti di Favara, alcuni studenti di Favara naturalmente. Come hai presentato Caleidoscopio, professore Randazzo? Ma più che presentarlo, il libro è stato presentato dai ragazzi, perché c'era un progetto di istituto fatto dal liceo Martin Luther King, curato, coordinato diciamo, dalla professoressa Mirella Pella, che in qualche modo ha coinvolto i ragazzi. I ragazzi hanno letto il libro, hanno scelto dei brani da proporre alla lettura e poi hanno preparato delle domande anche insidiose, devo dire, di chiarimento sul libro. E così non è che io non amo la presentazione, esposizione, che è molto lunga, spesso affidata al critico professionale e finisce per fare sbadigliare persino gli autori, quindi figuriamoci il pubblico. E questo tipo di presentazione così è più attiva. Penso che sia un processo molto importante questo, cioè il ragazzo, lo studente, o comunque il lettore che già conosce quello che c'è dentro il libro. E che guida la giornata in qualche modo, e quindi sono venuti fuori per degli aspetti per me meno prevedibili, meno scontati di quello che il critico professionista può trovare in un romanzo. Dicevi delle domande insidiose, ti hanno messo in difficoltà? Sì, non in difficoltà, no, però mi hanno indotto a riflettere molto sul romanzo stesso. Per esempio molti ragazzi erano coinvolti dalla storia della protagonista. La storia è una storia di reincarnazione, è una storia d'amore che per cercare di realizzarsi ha bisogno di 3 momenti storici, quindi è in parte ambientata nel 200, questo è il motivo per cui il 200 è il 200 fiorentino, probabilmente ha tirato... la Toscana allora sì, ha visto che c'era qualcosa di suo. Infatti ci sono due menzioni speciali, 2 premi speciali, uno è il premio Casentino e l'altro è il premio Città di Firenze. E adesso sono invitato in un liceo, che è il liceo classico Michelangelo di Firenze, che è un liceo molto prestigioso, ad un altro incontro con i ragazzi. Questo probabilmente perché parte del libro è ambientato anche in Toscana. Poi dicevo al signor Marongio che è ambientato, di cui ho sentito il cognome sardo, che è un'altra parte ambientata in Sardegna e moltissima parte è ambientata in Sicilia. Certo, ci sono state queste domande ai ragazzi coinvolgenti, perché i ragazzi erano coinvolti dalla storia di questa ragazza che ha il percorso della tossicodipendenza, purtroppo il percorso classico che va dalla canna, dallo spinello fino all'eroina, alla cocaina, ai centri di disintossicazione, insomma, e anche il protagonista maschile ha un percorso terribile di dipendenza alcolica invece. Così che i ragazzi in qualche modo che questi rischi li sentono incombere intorno a sé erano abbastanza coinvolti. Come i ragazzi erano anche curiosi per il modo in cui venivano presentati certi delitti importanti degli ultimi 30 anni, 40 anni della storia italiana, non solo il delitto Moro, ma anche il delitto Falcone, insomma, a tante altre vicende che hanno contrassegnato la storia della guerra di mafia degli anni 70-80 in Sicilia, con le conseguenti mutazioni del fenomeno e non solo, ma anche con la conseguente mutazione di giudizio della società siciliana e di rapporto della società siciliana rispetto alla criminalità organizzata. C'è qualcosa che magari... È un romanzo, giusto? Quindi diciamo che è frutto di fantasia, anche se dalle cose che tu hai detto si cala nella realtà e nella nostra storia. Mi sento un discepolo di Manzoni, nel senso che ho cercato di mescolare il vero al verisimile e di supplire con il verisimile a quelle zone d'ombra della storia che il documento storico talvolta lascia. E magari sei riuscito a scoprire qualcosa che gli altri non hanno detto? Questo non posso dirlo con certezza, posso dire che ha destato l'interesse della Commissione Moro, l'interesse della Commissione Antimafia e quindi probabilmente, pur non dicendo
verità, dei segreti, insomma, perché io sono eclatanti. sempre attinto ai giornali, alle cronache, alle mie esperienze di vita. Certamente magari il modo in cui vengono presentati certi fatti può avere dato un interesse, ha suscitato un interesse di questo tipo, anche di innovazione rispetto alla lettura di alcuni avvenimenti. Bene, ritorniamo a questa raccomandata. Mi è rimasta così, insomma, nella visione ho visto il postino che mi stava dando la raccomandata, poi non me la dava. Tu hai detto che di questo discorso hai fatto anche un problema giudiziario, no? Ci sono stati dei ricorsi, ci sono state delle cose che devono essere chiarite. Spieghiamo un po' questo percorso, ecco. Sì, allora, iniziative giudiziarie nei confronti, diciamo, di Poste Italiane non ancora, sostanzialmente per due motivi. Il primo perché l'urgenza era sicuramente quella di notificare comunque i ricorsi. Infatti quest'anno ne sono arrivati veramente tanti di questi avvisi di accertamento, quindi la priorità era intanto notificare i ricorsi. Poi, contrariamente, diciamo, a quello che si pensa, gli avvocati in realtà siamo molto meno guerrafondai di quanto non si creda, per cui noi speriamo che non sia necessario arrivare a tanto. Intanto ci sono i cittadini che vanno lì e protestano e chiedono l'apposizione di questo benedetto timbro, comunque il rilascio di una attestazione, di un qualcosa che attesti quando la raccomandata è stata ricevuta. Faremo altre richieste, magari prima di procedere, proprio di ricorrere, di andare in tribunale, faremo una richiesta, diciamo, più formale, un atto di diffida. La speranza onestamente è quella che Poste Italiane rifletta un po' su questa questione e che risparmi ai cittadini, non solo di Raffadali, perché il problema non riguarda solo di Raffadali, ecco, che risparmi un contenzioso che sarebbe assolutamente inutile. Come dicevamo prima con l'avvocato assai Di Viceli, gravoso. bisogna che le regole rispettino entrambi, no? Sì, ma anche perché l'assurdità è quella che per poter impugnare un atto tributario innanzi alla commissione tributaria, prima devo fare un giudizio civile per avere la prova per riuscire a dimostrare quando ho ricevuto quest'atto. Cioè già il cittadino è un po' arrabbiato, anche perché molti devo dire, di questi avvisi di accertamento sono illegittimi per tutta una serie di motivi e di questioni. Quindi già, diciamo, il cittadino è arrabbiato perché si vede arrivare una richiesta di pagamento che percepisce come ingiusta. Poi va dall'avvocato e l'avvocato gli dice: guarda che prima di impugnarlo però in realtà dobbiamo fare una causa civile contro Poste Italiane a proposito di Pax sociale. Mi pare che non si stia lavorando proprio in questa direzione senso. E per una volta non siamo noi avvocati, spesso veniamo accusati di fomentare eccetera, non è assolutamente e poi non così. parliamo del fatto che uno magari è fuori casa per motivi personali, per motivi di lavoro o comunque per malattia, si vede recapitata una raccomandata che non può andare a prendere subito, la va a prendere dopo 15-20 giorni e la raccomandata si intende notificata nel momento in cui te l'hanno lasciata sotto porta. Ecco, però vede, anche questa è una cosa un però po' paradossalmente, paradossalmente però, perché poi ecco, la vicenda diventa sempre più pirandelliana. Paradossalmente però in quel caso c'è la data certa, il timbro lo mettono. Certo, il timbro lo mettono, sì. Se io sono a casa e mi recapitano una raccomandata, sì, ma se me la danno il 10 dicembre io non posso avere la data del 20 io dicevo di novembre, no? Io dicevo un'altra cosa. Che c'è la data certa, certo. Allora, se, ripeto, arriva il postino, me la consegna, me la dà in mani, mie proprie mani, non ho nessuna prova. Se invece non sono in casa, il postino mi lascia l'avviso, quando poi vado all'ufficio postale a ritirare la raccomandata, lì il timbro sulla busta lo mettono. Quindi paradossalmente forse bisogna magari avere un colloquio Consumer Sicilia, magari bisogna avere un colloquio ufficiale, voi che tutelate ufficialmente i consumatori con l'ente poste o con gli altri mezzi, con le altre agenzie di recapito, per avere insomma un qualcosa di tangibile. Non credo esattamente, no, non ci vuole granché, ma anche lì, consentimi, ci vuole una responsabilità a 360 gradi, che voglio dire, come regolamentiamo la notifica in sé, sia giusto dare una circolare, una direttiva a chi svolge il servizio
di spedizione Di attenersi in questo a questa caso, normativa. e attenersi a questa normativa in modo tale da poter dare una certezza. È chiaro che in queste situazioni poi si avvia senza dubbio un incontro con quello che è l'ente notificatore in questo caso, che può essere posta, può essere altra posta accreditata e privata e che abbia valore legale naturalmente, al fine di poter dare appunto la certezza dell'avvenuta notifica. Non parliamo poi del discorso dei 5 anni, della prescrizione eccetera eccetera, perché ho scoperto recentemente che se il comune per esempio deve notificare entro quella data delle cose ai cittadini, basta che le consegni alla posta il 31 alle 11:59 di sera, poi la posta te li porta fra 2 mesi, non c'è problema, tanto lei li ha portati alla posta alle 23:59 di giorno dopo. Quelle sono le limature di cui parlavo poco fa, Lo scaricabarile. perché purtroppo è così. Lo scaricabarile. Ma alle eh, 23:59 rubo un'espressione, non dico che è giusto, ma è così. è così. Però non dico che è giusto, anzi assolutamente, perché lì ha ragione il collega Gueli, lì quale pax sociale? Lì si fomenta Certo. la guerra sociale, Perché ritornando devo mettere quei numeri in quel anche il bilancio cittadino non e ha devono più- essere quelli. Però questo che cosa accade? Che il cittadino non ha più certezza delle regole e di contro, come dici bene tu, diritti e doveri devono essere equidistanti e devono essere entrambi rispettati. Però io come faccio a far rispettare un dovere se non so più qual è il mio diritto? La mia domanda è questa. Andiamo al diritto fondamentale, che è quello di bere, cioè bere, insomma, io forse mai ho bevuto l'acqua dell'acquedotto, insomma, anche perché Non l'ha ho mai fiducia, bevuta nessuno. Non ho fiducia, però il diritto di avere l'acqua, di averla con delle regole certe e di essere sicuri che la gestione, il costo e tutto vada bene. Mi sembra che Favara sia un po' ritornata di nuovo sul campo di battaglia, ha dissotterrato l'ascia di guerra, perché? No, vabbè, lascia di guerra no, però io consentimi di utilizzare un'altra metafora, è quella che la lingua batte dove il dente duole, e questa volta Favara insieme a Raffadali, come altre cittadine della nostra provincia, Canicattì, sabato hanno voluto dire no ad una gestione di un servizio idrico che, lo abbiamo detto più volte in questa TV ma anche in altre sedi, fa acqua da tutte le parti. Non parliamo qui di condotte, qua il problema è proprio che vi sono delle regole, vi è una carta di servizio, un regolamento che disciplina l'agire del nostro gestore e che abbiamo notato qualche volta viene saltato. Lo abbiamo rilevato e ti devo dire con grande sorpresa a Lati, la sorpresa dove sta? Nel fatto che finalmente le istituzioni ci ascoltano. Oggi abbiamo un atto idrico che inizia ad ingranare il proprio ruolo di controllore e scusate il termine, però dico, per essere concreti e comunicativi, inizia ad avere il proprio ruolo, quel ruolo che è mancato per 10 anni, e che tutti i sindaci ci hanno dato una giustificazione sana e corretta, cioè che eravamo commissariati, quindi non si poteva fare niente. Ma io mi chiedo, un sindaco in questi 10 anni, uno che abbia alzato la voce e abbia detto basta col commissariamento, procediamo all'istituzione di quest'organo. Certo. Io non mi ricordo poi se qualche L'assemblea altra cosa. Ora tornando a noi, dicevi tu, ha alzato la voce Favara o Canicattì, consentimi di poter dire alzano la voce i cittadini, lo alzano nelle loro forme, tanto è vero che non c'è più un'associazione dei consumatori o un comitato, ma ormai le stesse associazioni, gli stessi comitati, avendo una problematica comune, hanno deciso di coordinarsi fra di loro affinché si possa crescere in un confronto sano e democratico al fine di poter trovare una soluzione e poter finalmente indirizzare le nostre istituzioni pacificamente e nel rispetto della legalità su quelle che sono le necessità dei cittadini, su quello che è il volere dei cittadini. Bene, Ritornando sempre al discorso di prima, le regole rispettate da ambo le parti. Io una volta ho scritto una lettera ufficiale a Girgenti Acque, volevo fare un po' l'erudito e ho detto che il contratto che mi lega a Girgenti Acque è un do ut des, no? Certo. Un dare per ricevere. Io ti do i soldi e tu mi dai l'acqua.
tu mi dai l'acqua, io ti do i soldi, ma se un meccanismo dei due si inceppa per te, si inceppa per me. Non è che deve essere a senso unico che io non ti pago e tu mi tagli l'acqua, tu non mi dai l'acqua e io non ti posso fare niente. Questo è un pochettino. Allora, io provocatoriamente ho seguito questa linea dicendo che se a Favara il servizio è forfettario, anche il pagamento deve essere forfettario. Dico, l'equazione torna, no? È molto perché il forfettario non è poi così leggero. Io ho preso una bolletta del 2000 una decina di anni fa circa, 118 euro. 118 euro 10 anni fa. 10 anni fa. Sì, oggi adesso sono 380 euro l'anno. È quasi il triplo, ed è forfettario. Tu mi dai l'acqua una volta ogni settimana, quindi 52 volte l'anno, non 365 giorni, 52. Vabbè, ma lasciamo perdere. A Favara in piazza c'erano i cittadini, esattamente, e c'erano anche le istituzioni. C'è questo coordinamento titano che, ripeto, mi aggancio un attimino al discorso poco fa, raggruppa quelle che sono le varie associazioni di consumatori e comitati civici presenti nel territorio provinciale parliamo, e ha voluto dar voce a chi rappresenta, anche per poter dire io mi siedo al tavolo con te a discutere di una tematica, ma non lo faccio perché ho una carica, perché al contrario ho un invito da parte di queste persone che mi dicono che hanno questi disagi. E ti devo dire che anche lì abbiamo avuto, perché no, la risposta di quello che è stata la presenza sia del Presidente, della Presidente in questo momento di quella che è la Commissione Sanità della Regione Sicilia, l'onorevole Margherita La Roccaruvolo, e del Vicepresidente, il dottor Carmelo Bullara, e del Sindaco di Favara, i quali entrambi, nel rispetto dei propri ruoli e per carità delle cariche che loro rivestono, hanno voluto raccogliere queste indicazioni per poter capire anche loro come attivarsi e poter eventualmente riuscire a dare una soluzione. Il fatto di dire parliamone è già un qualcosa, un guadagno. È un qualcosa. Io voglio precisare, proprio perché in queste occasioni, quando c'è presenza politica, si vuole additare la presenza, cioè l'avvicinamento di un'associazione ad un politico o altro. Il coordinamento titano di queste associazioni è completamente apolitico e accetta senza dubbio la collaborazione e il confronto con chiunque. Con lo stesso gestore idrico si è tentato anche un confronto, ma un gestore idrico che ha voluto utilizzare quel confronto per farne un'arma impropria nei confronti del cittadino, da quel momento si è interrotto il confronto. Sempre se il gestore vorrà riprendere il confronto per una migliore soluzione della gestione del servizio idrico, questo coordinamento lo dichiara a chiara lettera questa emittente, è pronto a risedersi a un tavolo e a ridiscutere quelle che sono le carte del gioco, ma nel rispetto del diritto dovere e delle regole. Va bene, forse un po' Anna Avanzato si è un po' annoiata di queste cose, magari ancora è un po' piccolina per entrare in questi meccanismi. Affidiamo a lei allora il compito di distenderci e di farci rilassare un po'. Anna, prendi il microfono. Dicevamo che la tua scuola normale è la prima media, mentre hai iniziato anche un percorso di approfondimento per migliorare le tue qualità canore. Dove vai a scuola? Sì, alla scuola di canto Arcadia di Favara con insegnante Angela Maniglia. E poi dobbiamo anche salutare Giusy, no? Sì. Giusy Sciara, che anzi lo saluto io anche personalmente, lei che ogni tanto telefono Giusy, ho bisogno di una brava o di un bravo cantante. In questo caso mi ha portato Anna. Hai già avuto delle esperienze, Anna? Hai fatto sì, frequento un'accademia a Caserta. Ah, che cos'è? Anche in una scuola? Sì, è una scuola dove si imparano molte cose e ci sono vari insegnanti. E invece con il pubblico hai già avuto da fare? Hai cantato in qualche piazza? Qualche sì, ho partecipato a un concorso che si intitola Iso Paz. Ah, perché? Perché era riferito a Pino Daniele. Bene, bene, bene. Ma adesso ti vogliamo vedere all'opera però, Anna. Cosa ci canti? Alessandra Amoroso, Amore Puro. Bene, allora guadagna il centro del nostro studio per voi, qui a Target, da Ravanusa, Anna Avanzato.
pur amor mio, sepolto da 1000 valanghe, ho smarrito la felicità, la cerco combattendo e fuggo da questa città, perché non possa guardare, perché non possa fotografare la condizione del mio cuore, che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi, che ora qui deriso e stanco tra il ricordo e l'illusione di ciò che era puro amore. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo, e se sarà amore, trattalo come un segreto, come il più prezioso dono ricevuto e che racconta perché vivi, per chi muori. Non sopporto il falso e i traditori, e quindi me ne andrò, e tu per chi vivi, per chi muori, anche fosse l'ultima parola, dilla ora e forse un giorno tornerò. Puro amor mio, ti ho cresciuto nei miei sogni e ti ho tatuato sul mio cuore, dando fede anche agli sbagli. Lascio solo a te l'amore mio di cavaliere errante, e cammino allontanandomi da noi, anche se grande il dolore che mi invade, ma di cui non temo i danni. La mia anima fu consegnata a te, e sono a te e rimane tua. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo, e se sarà amore, trattalo come un segreto, come il più prezioso dono ricevuto come me, te puro amor mio, forse ho vinto e sto morendo, a stare in nome di tutta una vita, spesso ai margini di un sogno, per la musica e la gente che curò le mie ferite, quella gente, quella musica mi indicarono un futuro e fu soltanto amore puro. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 Brava Anna, conquista ancora la tua posizione, veramente insomma, sei sulla buona strada, complimenti. Ritorniamo al caleidoscopio, professore Randazzo, come affronterà questo giudizio toscano? Anzi, già il giudizio è stato buono, considerato che ha vinto il premio. Sono stati molto benevoli nei giudizi, entrambe le giurie hanno detto delle cose non ripetibili sicuramente dall'autore, perché sono state molto positive, quindi non è il caso che sono lo gli atti ripeta io. ufficiali, insomma, li possiamo Ma certamente anche il momento in cui potrò incontrarmi con i ragazzi del liceo classico Michelangelo, tra l'altro poi di pomeriggio sarò ospite in un'altra libreria fiorentina,
anche questa di grandi tradizioni prestigiose, e la sera sarò ospite del Rotary di Firenze. La cultura toscana è la cultura toscana, Bisogna i toscani essere preparati. hanno con noi assieme condiviso l'onere di creare la lingua italiana e la letteratura italiana per certi aspetti, e questo allora appartiene il 300, il 200, appartiene il più grande poeta tuttora della letteratura italiana, che è Dante Alighieri, e quindi la loro lingua, persino Manzoni, che era un lombardo, andò a sciacquare i panni in Arno prima di fare la famosa edizione 27ana. E quindi indubbiamente bisogna andare preparati anche a giudizi severi e a difficoltà anche interpretative, ma io spero che il fatto che io abbia amato anche la Toscana in questo libro molto, e la loro storia, la loro cultura, e abbia cercato di oggettivare maggiormente la mia narrazione, dando un protagonismo non soltanto alla Sicilia, che rimane sempre al centro comunque di questa mia riflessione, perché quella che nel mio cuore maggiormente pulsa è quella che penso di conoscere meglio nelle sue drammatiche problematiche, ma dico, avendo cercato di oggettivare questa mia creazione, mi sono rivolto un po' all'Italia, al mondo, all'Europa con Caleidoscopio, e quindi spero in un giudizio benevolo, un incontro Magari poi ci verrai a riferire positivo, di come è andata questa senza trasferta dubbio, con toscana. piacere, senza dubbio. Ritorniamo al CAV, dicevamo domenica 4 febbraio, questo importante appuntamento della giornata nazionale per la vita. Presidente Piazza, che cosa avete preparato? Allora, come ogni anno, questa è appunto la nostra 18ª giornata, saremo presenti in tutte le parrocchie di Agrigento, saremo presenti anche in tutti quei comuni dove non è presente il CAV, e sono parecchi, quindi saremo dislocati nelle varie parrocchie con i vari volontari, dove ognuno di noi appunto farà presente quello che è il messaggio della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, che è il messaggio appunto il 40° quest'anno. Dal 1979 appunto questi vescovi italiani si sono riuniti e ogni anno appunto elaborano una tematica. Questa tematica appunto è relativa sempre alla vita. Questo messaggio quest'anno è il Vangelo della vita, gioia per il mondo. Quest'anno Papa Francesco appunto ha voluto parlare della gioia. Gioia però non sta a significare un termine, quindi c'è un semplicistico, ma è gioia appunto in quanto è attesa di un dono che è questo bambino che arriva in questa famiglia. Dobbiamo non soltanto parlare quindi di mamme in attesa, ma dobbiamo parlare anche di mamme e di un papà. Dobbiamo parlare, quindi iniziare a parlare di famiglie e quindi di politiche anche sociali, di politiche familiari, perché appunto, come dicevano gli avvocati, il problema dell'acqua, il problema della luce, queste famiglie sono completamente lasciate sole, e quindi noi siamo semplicemente dei puntini, dei polmoni che quantomeno attenuiamo, non risolviamo assolutamente, certo, perché siamo quelli del terzo settore, semplicemente queste problematiche. Ma quindi, dottore Marongiu, i maschietti ci isoliamo noi o le donne ci mettono un po' da parte? La problematica è molto vasta. Diciamo che questo tipo di problema attiene ad una fascia sociale medio bassa, culturalmente non pronta. E il fatto dei maschietti, come ha detto lei, ci isoliamo eccetera eccetera, non è vero al 100%, perché spesso vengono, si presentano. Il problema attiene a un altro aspetto di questa vita sociale, dove noi abbiamo banalizzato la vita. La vita è diventata occasione di tutte le porcherie di questo mondo. La vita viene bistrattata, calpestata, basta accendere il telegiornale, sentire una vostra trasmissione, un giornale radio vostro, che i pochi capelli che ho in testa mi si rizzano, il marito che uccide la moglie che getta dal balcone il bambino. Cioè
E questo tipo di società, diciamo così, i valori di una volta che si sono persi, i valori sono completamente persi e quindi il valore, noi dobbiamo recuperare il valore della famiglia, ha detto bene Daniela, la famiglia, il padre, il madre, il figlio, la famiglia classica che è il perno della società, altrimenti leggevo con raccapriccio sul Corriere della Sera l'altra mattina una statistica da far paura, perché diceva che la denatalità è impressionante, nascono pochi bambini e che nel 2050 ci saranno seri problemi perché lo Stato italiano andrà sicuramente a sbattere se non ci saranno più i giovani che debbono reggere questo Stato. E dire che ci siamo anche occupati con altre associazioni che hanno a cuore la famiglia, mi dicevano che le leggi del welfare in Italia sono tra le migliori al assolutamente mondo, ecco. sbagliato, No? assolutamente errato. Assolutamente Io proprio No? No, Leggevo assolutamente. l'altro giorno un'altra statistica, Egregio amico. Noi tuteliamo tantissimo le persone con diverse abilità, tuteliamo tantissimo la famiglia, non è incentiviamo così, assolutamente. la nascita e No, credo no. che queste sono delle leggi importanti, no? Sono delle leggi importanti, ma lo Stato italiano fa poco. E leggevo proprio... Forse ce l'ha come legge ma non ce l'ha come azione, allora. Ecco. Appunto, leggevo proprio sempre, perché la mattina mi passo il tempo a leggere i giornali, leggevo Cosa appunto, santa e giusta. perché me ne dici metti giusto messo. Leggevo sul giornale che tra tutti i paesi europei l'Italia è quello che dedica 1,5 punti del PIL per la famiglia. La Francia dedica il 3,0, la Germania il 4,0. Chi siamo noi? Lo Stato siamo fa gli ultimi, pochissimo, allora. siamo gli ultimi. Dopo di noi viene la Grecia e non lo so quale altro Stato. Io mi riferivo alla normativa, perché mi dicono c'era l'avvocato Sì, e quelli che voleva volevo intervenire. intervenire Le leggi non sono a brevissimo. favore della famiglia? No, assolutamente. Allora, no. sono poche, Poche. inadeguate. Bravo. E soprattutto si trascura un dato secondo me fondamentale, sì, le misure. Allora, la prima misura a sostegno della famiglia è il lavoro. È la certezza e Bravissimo. la serenità Bravissimo. del lavoro, perché noi possiamo fare anche il bonus bebè, dare i 500, gli 800, 700, Ma non è questo il con problema. delle misure Non è questo assolutamente. che peraltro spesso sono inutili e soprattutto determinano una dispersione di risorse che potrebbero essere impiegate meglio Diversamente. per Che iniziative non vanno a quel fine che magari uno No, si era bravo. preposto. perché il bambino poi deve arrivare a 18 anni, anzi oggi sappiamo che raggiungere l'autonomia Cioè, forse partiamo un po' dall'inizio. economica I ragazzi a si 18 devono anni sposare, insomma. Esatto. Nel senso, Ma devono bravo. avere delle certezze Delle per certezze, sposarsi. ecco. bravissimo. E questo si collega al problema anche della tutela della vita, che è sicuramente un problema enorme, perché io credo che nessuna donna affronti a cuor leggero un Assolutamente. aborto. Esatto. Io penso, Assolutamente, non sono hai ragione. esperto, Hai ragione. Assoluta- non mi occupo assolutamente, praticamente di Attenzione, questi vuol dire temi. che Ci sono dei ci sono- drammi. E quando incidono le motivazioni economiche, strettamente economiche, su quella scelta terribile. Allora, si vuole sostenere la famiglia, tutti parlano di politiche di famiglia, poi adesso siamo noi in prossimità delle elezioni, vabbè, quelli- credo che ne sentiremo delle belle. Sì. Però, ripeto, la prima misura di sostegno della È il famiglia lavoro. è il lavoro. Un argomento sul quale vuole intervenire anche il professore Randazzo. Sì, perché mentre ascoltavo, intanto devo farti i complimenti come sempre, perché questa trasmissione è interdisciplinare, cioè Bravissimo. riesce a Infatti. legare, Dobbiamo fare no? del nostro meglio. Mentre ascoltavo Ma i mi protagonisti siete voi, insomma, mi veniva io da non ci pensare metto che niente. tra il problema delle poste che non funzionano più, il problema dell'acqua che non c'è e il problema del welfare che viene distrutto Esatto. quotidianamente, e adesso si dice che bisogna abolire tutte le leggi persino, no? Mi viene da fare due riflessioni. Una, che ci sono dei servizi che lo Stato, dei servizi e dei beni che non possono essere privatizzati, perché sono dei beni di interesse generale comune e soprattutto di difesa dei più deboli all'interno della società. Secondo, che come sempre noi italiani siamo molto sbrigativi e sommari, giustiziaristi Superficiali. spesso nelle cose, no? E buttiamo l'acqua con tutto il bambino, Bambino. nel fare un po' le cose. E quindi la privatizzazione.
in tutto il mondo la privatizzazione è nata come alternativa di stimolo al pubblico, non come soppressione del pubblico, cioè il privato è nato per dimostrare che si può fare meglio. Ecco, le poste private possono fare meglio di quelle statali, ma le statali rimangono a cercare di far meglio e con minore spesa, e così per l'acqua e così per tutto potremmo dire. Da noi invece subito abbiamo deciso che tutto andava privatizzato, riportato indietro, perché che scienza è ritornare al liberalesimo di fine Ottocento, selvaggio insomma, su molte di queste iniziative. E quindi questo mi faceva pensare insomma, che la società italiana veramente è in una fase di grosso rischio culturale, perché poi sempre di cultura si tratta. È un problema, fondo, no? un problema Cultura- culturale. cultura- la È vita. sempre culturale, perché quando la scuola decade avremo pessimi avvocati, pessimi medici, pessimi presidenti di consiglio, pessima classe politica, certo. perché la scuola ha un grande compito che purtroppo è stato un po' abbandonato, non capito Esatto. dalla società italiana per certi aspetti, e quindi c'è questo rischio incombente. E mi veniva da pensare proprio come questo rischio sia nel cannibalismo forte, per cui io scherzavo poco fa prima di cominciare, diciamo, quanti siamo noi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Diciamo 6 proprio questo. sono i colpevoli. Per ognuno di noi la colpa è degli altri 6 e io sono innocente anche se sto facendo esattamente le stesse cose degli altri. E poi una cosa ancora più grande, che non abbiamo acquisito la consapevolezza della forza del grande riformismo, perché tutte le società che funzionano, le democrazie consolidate, sono le democrazie in cui le cose che non vanno si aggiustano, non si buttano tutte per intero, no? Ma si modificano per l'esperienza che si è avuta e si consolidano. No? Per esempio in Italia sento dire tantissimo le province sono inutili, gli enti sono inutili, e uno ritiene che la scuola sia inutile e un altro ritiene che la sanità pubblica sia inutile. Ma è che bisogna tagliare, ma a furia di tagliare. E ogni governo che viene Non eletto ci la prima resterà cosa più che a furia di pensa tagliare stiamo è di lasciando fare la solo il riforma della tongo. scuola, la prima cosa. E allora bisogna che ci sia veramente, secondo me, un momento di forte consapevolezza nella società e nella cultura italiana, un'assunzione di responsabilità, perché è giusto vedere i punti di criticità, ma è giusto che ci sia anche la capacità di storicizzare i problemi e di costruire, di guardare più alla proposta e alla Non costruzione. credevo che E per dire questa qualcosa, mia affermazione no, ma per dire dicesse- qualcosa di Ciccio No, no, no. dopo sua, perché io voglio tornare pure alle cose. Questo mio ultimo romanzo è un romanzo che non dà solo una critica radicale, laddove c'è da darla, la dà, impietosa anche e forte, ma cerca di dare delle speranze per i delle- giovani, delle cerca di dire soluzioni che potrebbero è essere. possibile che la Sicilia sia redimibile, è possibile che ci sia una rinascita della società italiana, perché poi non è tutto da buttare quello che noi abbiamo E se c'è davanti, qualcosa che non fa, si ma aggiusta, bisogna, ecco, si aggiusta, bisogna non per forza. lavorare con il sereno equilibrio Bene, di bene, chi è mi fa capace, piacere di che ha la questa- forza di cambiare. di questa A discussione, proposito di questo quello che dice coinvolgimento. il Prego, professor Randazzo. il professor Randazzo, sempre in queste famose statistiche, leggevo stamattina che in Italia Lei legge esiste molto. ogni mattina No, mi fa piacere, no, no, esiste in Dobbiamo Italia leggere. il più alto abbandono scolastico. Cioè impressionante, professor. Sì, sì, è Io, vero. dico, per queste e per altre cose pensavo, ma noi siamo nel G7, ma chi è nel G120? Dico, ma no, lasciamo stare, lasciamo stare. Avvocato De Michele, abbiamo parlato di acqua, ma anche la monnezza non mi sembra che navighi bene, no? La tassazione fa Se pure. lì c'è nell'acqua Poi se no, una piange l'altra però non ride, no? esattamente. Ride, Ma spacca queste la- cose sono solo per favara, dico, o è una problematica sparsa in tutta la provincia? Stiamo parlando un attimino Tari, della- Tarsu, Tia, tutte queste cose. Allora, stiamo vivendo un periodo, Nero. diciamo, mi riaggancio a quello che diceva giustamente poco fa il professore Randazzo, alla mancanza di assunzione di responsabilità, che era un po' l'argomento che avevo trattato io poc'anzi, quando io dicevo che ci manca la sanzione al responsabile. Perché cosa accade? Anche nei rifiuti, purtroppo, ormai siamo abituati che il problema delle discariche, ad oggi non sappiamo se
fare o non fare l'inceneritore, non sappiamo, o meglio, veniamo mal informati sulle conseguenze dell'uno e dell'altro, occorre capire le discariche a che punto siamo, di fatto non sappiamo più dove andare a conferire quella che è la nostra immondizia, ci invitano a fare una differenziata che sappiamo benissimo non viene fatta per come dovrebbe, ma non dal cittadino, ma di chi ci raccoglie, perché poi il conferimento non c'è lo spazio adeguato, non c'è il riciclo voluto, e quindi tant'è vero che tutti facciamo la differenziata. Ma Ad Agrigento no, è Ancora stata non è rinviata. partita. Non è partita da noi. Cosa di impazzire? Si doveva limare ancora qualche Doveva partire qualche ieri. processo di... Limare, insomma, diciamo. Lì su Agrigento C'è uno stendiamo un velo pietoso. un velo perché è tutta la classica, No, ma io- è la io- città io di dico una cosa, Pirandello, guardate, quindi Abbiamo i Cioè, bidoni a casa ma da 2 mesi. I tedeschi, che ora tedeschi, utilizzerete che sono- per l'indifferenziato. Giuseppe, dico, ma i tedeschi che sono cretini che si prendono a spazzatura nostra e la Bravo. bruciano? Cioè, io questo penso. Cioè, perché noi qua non vogliamo fare l'inceneritore? Se i tedeschi, che notoriamente dal punto di vista tecnologico e di tutto sono superiori a noi, si prendono la nostra munnizza e se la vanno a bruciare loro. C'è qualcosa che non Non torna. C'è qualcosa che non torna, c'è allora qualcosa che non torna. Lì fa parte della disinformazione di cui parlo, perché alla fine poi democrazia vuol dire ognuno la propria, ma di preciso che cosa diciamo agli altri. E quindi nella eccessiva comunicazione si genera quella confusione, quella preoccupazione che poi di fatto il meccanismo si inceppa, perché perdi anche la lucidità mentale del ragionamento oggettivo e delle necessità che tu hai. Tornando a noi, io stavo dicendo poco fa, tutti facciamo la differenziata, ma nessuno oggi si fregia di poter dire ho ridotto la Tari nella mia città, nel mio ente La mia locale. domanda era sulle varie tassazioni, Tari, Tasi, Lì Comodini, oggi tutte queste facciamo, cose. abbiamo tutti la differenziata, tranne Agrigento, abbiamo tutti la differenziata, e quindi i 3 cassonetti a casa. Ci teniamo l'immondizia a casa perché possiamo buttare l'indifferenziata in quei giorni, la plastica in quei giorni e quant'altro. Paghiamo di più. Paghiamo di più. Dovremmo pagare Cioè, di meno. siamo all'inverosimile perché differenziamo, perché ricicliamo, perché riusciamo ad avere per avere un riciclo. E quella scondistica, tanto decantata ai tempi, Ancora oggi non arriva. E poi si arriva all'assurdo, leggo pure io, dottore Maroggi. Certo, perché- leggevo che il sindaco di Capaci, che è uno dei comuni con il più alto tasso di rifiuti differenziati, 78% credo, dice io non posso avere una riduzione del costo perché la regione mi costringe, io che sono a Capaci, andare a conferire quel poco di indifferenziato a Lentini e devo fare 400 km al giorno per andare a buttare la monnezza. E insomma, allora diamoci un po' Un di po' la situazione che siamo succede a amici, Capaci, siamo incontrata anche ad Pretrusa. Agrigento Sì, questo. Incontrata Pretrusa, in questo momento che c'è il ponte crollato, c'è il ponte, non c'è il crollato, è stato tagliato. tutti coloro i quali si trovano in territorio vicino al carcere Pretrusa, quindi diciamo lato Favara, come fanno a Favara? Non ci sono più i cassonetti perché c'è la raccolta a domicilio. Esatto. Per andarla a buttare ad Agrigento quindi devono arrivare a Favara, da Favara dirigersi nuovamente ad Agrigento tramite la strada San Pietro conosciuta, per arrivare a trovare il primo cassonetto dopo aver percorso 20 km e poter buttare la propria immondizia. c'è da ridisegnare un po' tutto. E quando si esce fuori questo problema, tutt'al più ti dicono ma io ti do lo scondistica del 30%. Per non parlare poi della, Cioè, ma veramente, della cioè, tasso come se del fosse 2011 qualcosa che di siamo- chissà che cosa. Avvocato De Viceri, nella tasso del 2011 a Favara siamo nel 2018 e ancora arriva... Abbiamo la doppia imposizione. la doppia imposizione. Ti comunico che Favara, da una statistica questa mattina fatta al lato 4 SR Agrigento, Favara sembra che siano i per i cittadini più puristi virtuosi. al lato non vuol dire accanto, ambito territoriale ottimale, no? Perché uno Ambito può- territoriale, può bravo. ascoltare, dice al lato, Al lato no. per strammatizzare un po', Per strammatizzare un po'. Quindi Sembra siamo che doppia da un imposizione. dato in provincia il favarese sia il cittadino modello che paga regolarmente le tasse, ma che ha avuto la beffa di ricevere la doppia imposizione per lo stesso anno della tassa. Una del comune e una dell'altro. Bisogna fare come ho letto sul giornale, sempre ripetendo a lei,
a Castelvetrano è il paese della Sicilia, quindi in provincia di Trapani, dove non si pagano le tasse. Questa è la cosa bella. Voleva aggiungere qualcosa, avvocato? Sì, Quelli? su questo discorso della distanza, perché poi lo mettono anche nero su bianco sugli atti, cioè sugli scritti difensivi con cui si difendono, come se fosse una cosa seria. Cioè si sostiene davvero, il problema si pone a Raffadali perché il territorio di Agrigento è estesissimo. Sono molte contrade limitrofe a Raffadali, però il territorio è il comune di Agrigento. Parliamo di contrade distanti anche 15-18 chilometri. Bene, da qualche anno a questa parte c'è la trovata per batter cassa, tra l'altro con una commissione pubblico-privato che crea dei problemi anche lì, Sì, che non l'ho trovato. per cui si chiede il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti a queste case agricole, disabitate direi 10 mesi su 12, nelle quali ovviamente non c'è nessun servizio, peraltro non c'è solo il convenimento, c'è lo spazzamento delle strade. Non ci passa l'autocombattatore, giusto? Bene, sì, la tesi che sostiene ieri la GESA, oggi la SRR Ato numero 4, è che in realtà tutt'al più se mi faccio uno sconto. se mi trovi generoso ti applico uno sconto, dopodiché non capisco perché Sì, ti ma il lamenti. guaio sai cos'è, Fai avvocato? 20 km che noi cittadini la conferisci. non abbiamo poi un riscontro, cioè Il o riscontro paghi c'è. o paghi. No, il riscontro o c'è. paghi. Per la verità il riscontro una qui, polveriera non solo c'è stato, Esplode. ma è stato anche rapido, perché chiaramente questi avvisi di accertamento, non solo io, molti li abbiamo sistematicamente impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, e con sentenze che a volte sono arrivate anche nel giro di 5-6 mesi, quindi tempi rapidissimi. Le cose che funzionano, è bene dirle, ecco. ci sono per fortuna delle cose che funzionano. Queste richieste di pagamento, questi avvisi sono stati sistematicamente Ma annullati. poi, come diceva prima Peppe De Miceli, poi il cittadino è un po' in confusione per vedere qual è la cosa giusta e qual è la cosa sbagliata. Cioè, se è vero che il comune mi chiede una tassa, io cittadino devo pagare, oppure se c'è qualcosa che non quadra. Cioè, se uso la televisione per una cosa mia e personale, se mia mamma è morta 3 anni fa e noi abbiamo detto che è morta e la casa non c'è né contatore dell'Enel né contatore dell'acqua né telefono, non c'è niente, sta munnizza, cosa fa? Cioè io devo pagare la spazzatura e per giunta mi arriva la cartella con nucleo familiare 3. Ma in sta casa, qui ci sta, non c'è nulla. C'è il sospetto del possibile utilizzo. Del possibile utilizzo, vabbè. Vedo l'orologio, abbiamo trascorso forse più di un'ora e Piero in regia ci scuserà, ma gli argomenti insomma e le cose che abbiamo trattato credo che siano state importanti e spero che anche voi a casa abbiate seguito la trasmissione con molto interesse. Arriviamo alla fine ai saluti e come dico sempre ai miei ospiti, chi non lo sa glielo ribadisco, che a Target non si saluta grazie e arrivederci, no. Bisogna fare un pensiero, una frase, un qualcosa insomma che naturalmente caratterizzi il vostro prosieguo, il vostro impegno, ognuno per lo scopo per il quale è venuto qua, ma che naturalmente deve essere positivo, perché noi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e ci fa stare bene. Positivo sicuramente il saluto e il ringraziamento per Anna Avanzato. Anna, cosa vuoi fare tu da grande? Ci hai già pensato? O ancora è troppo presto? No, ci sto pensando a continuare a... Non abbiamo più le certezze di una volta, cioè delle cose che per noi erano assolutamente fondamentali.
Non abbiamo più le certezze di una volta, cioè delle cose che per noi erano assolutamente fondamentali, per le quali non si transigeva. Per esempio si dice, si è sempre detto che i giorni della merla, il 29, 30 e 31 di gennaio, sono i giorni più freddi dell'anno. In realtà quasi c'era qualcuno che magari andava a fare la passeggiata in spiaggia, magari l'avventuroso poteva anche bagnarsi i piedi, non ci sono più le mezze stagioni. I modi di dire ormai veramente stanno perdendo anche il loro significato e dobbiamo aggiornarci e modificare quelli che erano i pensieri nostri e dei nostri genitori con quelle che sono le nuove situazioni anche purtroppo climatiche. Però c'è una novità importante tra le tante cose incerte che dice il presidente americano, che vorrebbe anche lui in questo caso firmare un nuovo accordo sull'ambiente per far sì che la terra sia più preservata. Però poi dall'altro dice che vuole aumentare il suo arsenale nucleare per essere di deterrente alla Corea del Nord che vuole armarsi. Insomma, dobbiamo tenerci forte, perché il prosieguo della nostra vita è sempre un po' incerto. La cosa certa invece è che anche questa volta voi siete su Televideo Agrigento, lo vedete dalla nostra inquadratura, lo scenario di Target anche per questa settimana è con voi, il salotto, l'appuntamento settimanale che sull'LCN 92 del digitale terrestre si irradia in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e poi naturalmente sul sito di Televideo Agrigento, www.televideoagrigento.tv, viene trasmesso in tutto il mondo. Abbiamo anche una finestra, un link dedicata dove voi potete rivedere non solo questa ma anche le altre puntate che poi man mano vengono caricate nel nostro archivio. Mercoledì in prima serata e negli appuntamenti in prosieguo per la settimana, per raccontarvi questa settimana alcuni aspetti importanti della nostra società come costume di Target.